Sfiorata la tragedia a San Marino di Valbrenta, sono le 11 quando un masso grosso più di un furgone, 200 metri cubi di roccia, si stacca dalla montagna, divelle 3 reti di contenimento, si schianta sulla struttura paramassi della ferrovia e sul binario, piomba sulla strada comunale e sulla statale 47 Valsugana, occupando le 2 corsie di percorrenza sud-nord, spostando addirittura lo spartitraffico di Mezzeria. Un miracolo se nessuna persona e nessun veicolo sono rimasti coinvolti. Viabilità in tilt, immediata l'allerta ai vigili del fuoco intervenuti con gli operai ANAS e della ferrovia assieme ai carabinieri che per tutta la giornata hanno regolato il traffico, che sarà deviato almeno sino a lunedì e almeno per tutto il fine settimana statale Valsugana e linea ferroviaria saranno chiuse, traffico deviato. Abbiamo adottato un po' quelle che erano le indicazioni date nel Bomba Day e quindi il traffico proveniente da Trento viene deviato sulla Feltrina attraverso la galleria di Arsier, mentre quello leggero scende attraverso la provinciale. Al contrario, invece, il traffico sempre leggero deviato in provinciale verso nord, mentre a Romano de Zelino viene deviato sempre verso la Feltrina. Quindi sostanzialmente il traffico pesante non circola lungo la statale 47 o lungo la Valbrenta, ma va sull'asse Feltre e Montebelluna. Ancora una volta però c'è la questione pesante della fragilità del nostro territorio. Il territorio di Valbrenta, come si può vedere anche dall'immagine, insomma è un grande canyon e quindi ci sono dei grandi rischi idrogeologici, rischi idraulici, è un po' la difficoltà nel governare questo territorio. Ovviamente tutti gli enti preposti dai comuni, ANAS, Ferrovie negli anni cercano di mettere in campo tutte le iniziative perché la situazione ovviamente sia sicura, però ovviamente abbiamo delle montagne particolarmente perpendicolari con possibilità di caduta massi che sono accelerate anche dal cambiamento climatico e quindi è un dato con il quale bisogna fare i conti. Come abbiamo detto è stato un momento importante e rilevante la circostanza che non si sia fatto male nessuno, però se vediamo le dimensioni del sasso, il fatto che comunque ha divelto la linea ferroviaria e il binario, capiamo insomma che poteva anche andare diversamente, quindi questo deve essere sempre di monito anche per il futuro, per tutta una serie di attività di contenimento, di cura del territorio e anche di adozione di quelle che sono le misure che possono evitare che questo non accada.